pensiero del giorno, domenica 9 febbraio. Sostenere chi soffre. In verità vi dico, tutto quello che avete fatto a un solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Trasformiamo ogni atto d'amore che rivolgiamo ad ogni prossimo bisognoso, a casa, in ufficio, a scuola, per strada, ovunque, in una delle opere di misericordia, e spalanchiamo i nostri cuori a tutti i miseri, i peccatori, gli abbandonati, i malati, i rifiutati dalla società, coloro di cui i diritti umani sono calpestati, gli emarginati, i disprezzati, che incontriamo ogni giorno nelle nostre città o in nazioni e paesi lontani. Chiara Lubich, Scritti spirituali, 4, Dio con noi, Città Nuova, editore. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21.